Lo aveva annunciato il patriarca Monsignor Francesco Moraglia davanti al Santo Padre al termine della messa di Papa Francesco in piazza San Marco lo scorso 28 aprile, mentre si concludeva la sua storica visita pastorale a Venezia. Ora gli appartamenti messi a disposizione delle persone bisognose e anche al servizio di ex detenute realizzate dalla diocesi di Venezia sono diventati realtà, un segno concreto di attenzione agli ultimi tanto cara proprio a Papa Francesco, l'inaugurazione dopo un complesso intervento di restauro del complesso ex Muneghette nel sestiere di Castello, zona Arsenale a Venezia. Inaugureremo Casa Betlemme con 8 mini appartamenti per donne in difficoltà, in modo particolare per chi vive l'esperienza del carcere. Inaugureremo Casa Giovanni Paolo II per i giovani che qui verranno a svolgere il servizio e poi un laboratorio di ostie dove lavoreranno persone con difficoltà, disabili e verranno offerte alle parrocchie. Alla presentazione con Monsignor Fabrizio Favero sono intervenuti anche il direttore della Caritas diocesana, il diacono Stefano Enzo, e il nuovo vice direttore, Franco Sensini, quest'ultimo un nuovo ingresso di altissimo profilo manageriale e culturale. Nel pomeriggio poi la visita del patriarca in carcere e la benedizione e inaugurazione dei locali, anche in nome del compianto Don Antonio Biancotto. Che per tanti anni ha servito il carcere come cappellano, che è mancato qualche mese fa e che con l'amministrazione carceraria volevamo ricordare per il bene che ha saputo diffondere con la sua presenza. Questo finalmente lo portiamo a termine da un progetto che è nato nel 2020, dove diventa il completamento di questa casa che viene chiamata Casa della Carità ed è la casa che accoglie tutte quelle persone che hanno bisogno.